umano di Cristina D'Angelo, ingegnere a capo del comando dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige, si è concluso con dati che si possono appaiare a quelli del 2024. Oltre 46.000 interventi in regione, il 40% per soccorsi e salvataggi, il 20% per incendi e fughe di gas, il 10% per incidenti stradali. Numeri in leggero calo nelle province di Vicenza e Verona, mentre colpisce il dato di Venezia, oltre 11.500 interventi, circa un quarto del totale, sul quale incidono il mare e il forte afflusso turistico. Il corpo dei vigili del fuoco soffre di una carenza di personale pari al 20% mediamente e per grandi eventi come le Olimpiadi di Milano Cortina deve ricorrere a rinforzi da altre regioni e a ore di lavoro straordinario su base volontaria. I giochi lasceranno comunque un'eredità positiva alla provincia di Belluno e non solo. Queste Olimpiadi danno la possibilità chiaramente per poter supportare un nucleo, un gruppo di persone considerevole che ci si aspetta in queste Olimpiadi, avere dei nuovi dispositivi, delle nuove attrezzature e anche dei nuovi mezzi. Quindi parliamo sia di automezzi, di attrezzature, ma anche dispositivi di protezione individuale per il personale, anche più tecnologicamente più avanzato. Tanti nuclei super specializzati, tanto che è arrivato un riconoscimento anche da parte dell'ONU dopo il terremoto in Turchia, ma resta questa una professione bella e affascinante, specie quando si riescono a salvare vite. Voi lavorate nelle emergenze di default, no? Quanto importante è il coordinamento e anche, diciamo, la comunicazione anche tra i vari nuclei specializzati, perché non sempre lei ci spiegava agisce uno solo di questi. E chiaramente la comunicazione è fondamentale tra noi. Non a caso abbiamo proprio una struttura, una specialità che è costituita dal nucleo TLC, cioè telecomunicazioni, e si occupa proprio di questo, cioè di garantire sempre su tutto il territorio, nel nostro caso nel Veneto, ma in realtà su tutto il territorio, di garantire una diciamo efficienza delle comunicazioni anche lì dove ci possono essere dei limiti fisici, tipo da una valle all'altra, no? Come può accadere nel Bellunese, nel Vicentino, nelle aree del nostro territorio. Questo personale è formato per mantenere i nostri ponti radio sempre efficienti ed è fondamentale.